Bene, un caro saluto a tutti e a tutte, chi ci sta anche seguendo da casa in diretta. Ecco, siamo qua ed è un grande onore per me essere presente qua al Palazzo del Consiglio regionale per la presentazione di una manifestazione ormai storica nel nostro territorio bassanese, del territorio del Grappa, la Monte Grappa by Day. E ringrazio Walter Battaglia, Giovanni Todesco, Arianna Bordignon, rappresentanti di un'equipe molto molto attiva e che da tanti anni è molto molto efficiente, perché poi ci racconteranno anche cosa vuol dire organizzare una manifestazione di questo tipo, e che si appresta a partire per l'11ª edizione proprio sabato 24 di maggio. Ecco. Io posso solo dire che sono particolarmente interessato, perché io sono bassanese, perché sono particolarmente fiero anche di poter fare in modo che questa manifestazione venga presentata questa mattina, ma soprattutto sono fiero perché sabato mattina, malgrado il mio allenamento non sia il migliore in questo periodo, ma sarò alla partenza appunto con le migliaia e migliaia di persone, di ciclisti appassionati, entusiasti, ciclisti bassanesi, ciclisti del territorio bassanesi, ma anche ciclisti di tutte le regioni d'Italia e molti ciclisti anche dall'estero. Ecco, perché è molto importante questa mattina anche spiegare non solo ai giornalisti in questa conferenza stampa, ma anche a tutte le persone, tutti i cittadini e cittadine interessati a capire meglio di cosa si tratta. Appunto con i nostri ospiti avremo un'introduzione, una spiegazione, una cronistoria diciamo della manifestazione e poi anche una spiegazione tecnica di cosa si farà sabato, ma anche negli eventi satelliti, diciamo così, che da tanti anni vengono organizzati diciamo in concomitanza e paralleli alla Monte Grappa by Day. Concludo lasciando la parola a Giovanni Todesco, portando anche, mi ha pregato il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, mi ha pregato di portare i suoi saluti perché doveva passare per un saluto istituzionale, ma anche di appassionato di ciclismo, ma in realtà è impegnato perché oggi abbiamo qua a Venezia proprio il Presidente della Repubblica Mattarella, qui c'è proprio un incontro istituzionale con il Presidente. Per cui ecco, do la parola a Giovanni e personalmente molto curioso di sentire questa presentazione. Grazie. Direi di far partire delle immagini che spiegano molto più di tante parole di cosa si tratta e poi ne parleremo. Devo confessare che è difficile non emozionarsi, nonostante l'ho visto centinaia di volte questo filmato, ma ogni anno è un'emozione nuova perché per chi non va in bicicletta e non capisce, non può capire
l'emozione che si prova a percorrere una salita di 25-30 km insieme a 10.000 persone, con un'energia comune che si trasmette l'un l'altro, ed è veramente una cosa difficilmente descrivibile a parole, insomma. Perciò invito tutti a provarla pedalando. Naturalmente sono ammesse anche le biciclette assistite per chi non è così allenato, perciò è veramente una manifestazione gratuita, non competitiva e aperta a tutti, letteralmente a tutti. La storia, Renzo mi chiede com'è nato il tutto. Allora, un gruppo di appassionati di bicicletta del territorio, del Monte Grappa in particolare, si sono domandati come mai, stiamo parlando del 2013, come mai il Grappa non fosse una meta ambita alla pari di altre mete che noi come ciclisti, cicloturisti e cicloamatori abbiamo frequentato. Io cito quasi sempre come punto di riferimento l'Alpe d'Huez nelle Alpi francesi, o piuttosto che il Mont Ventoux, che forse è come dire, un esempio ancora più vicino alla situazione del Grappa, perché il Mont Ventoux è un monolito che si erge nella campagna della Provence francese e che vede la laguna della Provence, vede Marsiglia, vede Nîmes, alla stessa maniera con cui il Grappa, che è una protuberanza meridionale della catena delle Alpi, si protende verso la pianura e vede Venezia, come dove siamo oggi. Sono famose certe fotografie col Grappa innevato e il campanile di San Marco in primo piano. Ha un ruolo molto simile. Il Monte Grappa è una montagna fantastica perché non è antropizzata, per carenza di acqua principalmente, e perciò mantiene le sue connotazioni ecologiche e ambientali quasi originali. Naturalmente è una montagna che, diversamente dal Mont Ventoux, ha anche un bagaglio di storia e di un'importanza fondamentale per l'Italia, perché sapete che la Seconda Guerra Mondiale sostanzialmente si è conclusa con la battaglia del Grappa e del Piave, la Prima Guerra Mondiale, e tra l'altro ci lascia, io sono architetto, devo dire, un bellissimo oggetto che è l'ossario della cima, che merita di essere visitato per 1000 motivi, naturalmente, principalmente per capire cos'è una guerra e il senso dell'assurdità di combattersi, a maggior ragione pensando che sono sepolti lì dei ragazzi altoatesini o trentini che combattevano contro i ragazzi veneti. Veramente è una cosa che a pensarci ti viene male allo stomaco. Pedalare insieme con stranieri, molti stranieri, tra cui molti tedeschi, molti austriaci, molti balcanici, ti fa capire che l'amicizia, il dialogo e la condivisione di passioni può superare qualunque diversità, qualunque difficoltà. Ecco, questi messaggi uniti naturalmente alla convinzione che lo sviluppo turistico non necessariamente è un bene, c'è turismo e turismo. Io credo che oggi non si possa più puntare alla massificazione turistica. Venezia conosce bene i problemi. Piuttosto bisogna puntare a degli obiettivi turistici particolari, e in un ambiente particolarmente sensibile dal punto di vista ecologico e ambientale siamo convinti che il turismo lento, il turismo ciclistico è un turismo di altissima qualità, e non mi riferisco a un problema strettamente economico. Mi riferisco a un problema culturale, cioè un turismo lento è un turismo che accresce
chi lo pratica, ma cresce anche il territorio che viene frequentato dal turista, perché c'è una sinergia biunivoca che lascia ricchezza a chi percorre il Grappa e anche al Grappa stesso. E parlo di una ricchezza culturale prima che non economica. Perciò siamo assolutamente convinti che la bicicletta sia un veicolo imprescindibile per sviluppare un turismo nella nostra area. Poi vedremo meglio con delle slide di cosa intendo. E perciò il messaggio che noi da privati cittadini, perché noi non siamo un'associazione, un ente pubblico, vogliamo lanciare anche alle istituzioni ma anche a tutta la cittadinanza per sensibilizzare il fatto che con coraggio e con scelte anche magari radicali ma mirate, ben ponderate, ben progettate, le potenzialità di questi territori, parlo del Grappa ma parlo anche dell'Altopiano di Asiago, parlo anche del canale di Brenta, parlo anche dell'area del Piave, diciamo. Parlo anche della zona UNESCO del Prosecco, perché certo anche Grappa ha raggiunto l'etichetta UNESCO, ma l'etichetta in sé non è abbastanza. L'etichetta bisogna anche farla lavorare, farla interagire, avere delle iniziative che siano naturalmente coerenti con gli scopi dell'UNESCO e con gli scopi di quella che purtroppo col termine molto inflazionato oggi si dice sostenibilità. Credo che la nostra iniziativa si inserisca in questo, cioè non nascondo che troviamo delle difficoltà, perché purtroppo chiaramente ci si scontra anche con interessi apparentemente contrapposti, in realtà non contrapposti, tutt'altro, ma c'è, come dire, una forte resistenza da parte di alcuni, pochi peraltro, per cui queste iniziative sono vissute come un disagio. Ed è vero in parte, nel senso che alcuni locali, Maighe, effettivamente quel giorno lì si trovano senza afflusso di motociclisti, di automobilisti, di corriere e quant'altro. Però io contrappongo sempre questo argomento al fatto che quest'anno faremo l'11ª edizione. Io posso essere testimone, ma io come molti altri, compresi alcuni esercenti proprio del Grappa, possiamo dire con tranquillità, senza esagerare, che la presenza turistica e ciclistica del Monte Grappa in questi 11 anni, certo grazie non solo a noi, parliamo anche del Giro d'Italia che già per la quarta volta mi sembra in questi 11 anni, quarta volta, passa per il Monte Grappa. Il Giro d'Italia è certamente un veicolo maggiore del nostro in termini di diffusione mediatica, ma anche grazie a noi la presenza turistica e ciclistica nel Grappa è almeno decuplicata, se non centuplicata addirittura, qualcuno dice. Ma non solo la presenza, ma anche la fama di questa montagna in termini di appetibilità è diventata di fatto un obiettivo, non dico al pari, ma comunque certamente affiancata appunto alle montagne più famose delle Alpi francesi, per non parlare naturalmente delle Dolomiti. Noi siamo nati sulla scorta dell'esperienza fatta proprio in Alto Adige, principalmente con le nostre due manifestazioni consorelle, parlo del Sella Ronda, che è una manifestazione che si svolge 2 volte all'anno, con chiusura dei 4 passi intorno al massiccio del Monte del Sella, che provoca certamente maggiori disagi dal punto di vista della cittadinanza rispetto alla chiusura del Monte Grappa, perché lì stiamo parlando di valichi che congiungono delle valli alpine. Manifestazione che ha avuto a sua volta molte resistenze, ma che almeno da 10 anni queste resistenze sono state placate
ed è adesso accolta in maniera gioiosa da tutti, tanto che l'hanno raddoppiata, perché appunto stiamo parlando della chiusura per 2 giornate intere e parliamo di 7 ore e mezza di domenica, se non sbaglio, no, sabato anche lì, di questi valichi alpini, che si aggiunge all'organizzazione della Maratona dei Dolomiti, che è una manifestazione un po' diversa dalla nostra, ma comunque è una gran fondo, perciò è una gara, ma che chiude a sua volta un'altra giornata, perciò stiamo parlando di 3 giornate festive in un'estate certamente più corta di quella che abbiamo noi qui in Grappa, perché il clima del Dolomiti è certamente più severo del nostro. Eppure quei territori, grazie anche agli interventi degli enti locali e anche di alcune autorità, diciamo, è totalmente accettato, e qualunque albergatore ti può dire che grazie a questi interventi la stagione turistica delle Dolomiti estiva si è allungata di almeno 1 mese, forse 2, proprio perché il richiamo di queste manifestazioni ha diffuso una voglia tremenda da parte di un enorme pubblico che ha un'enorme richiesta di mete appetibili, e le Dolomiti naturalmente lo sono per eccellenza, ma noi siamo assolutamente convinti che Grappa non è molto di meno, ripeto, una montagna che ha tra l'altro 10 salite asfaltate che raggiungono la cima. Credo che sia un unicum mondiale, e una cima dalla quale vedi Venezia, vedi la laguna, vedi le Dolomiti, hai un panorama a 360 gradi inimitabile. Niente, detto tutto questo, io farei partire un attimo le slide. Vediamo una visione aerea della vetta. Sullo sfondo, sull'orizzonte, si vede il Tempio Ossario, di cui citavo prima, 23.000 caduti sepolti. Nel parcheggio fra il Tempio Ossario e il rifugio noi organizziamo sempre un ristoro gratuito, anche questo, per chi raggiunge la cima. Il rifugio a fianco è sede di un ottimo ristorante, un bar molto accogliente. Lì le birre scorrono a fiumi, naturalmente, perché poi c'è tutta discesa, e dalla strada di accesso si vedono fiumi di ciclisti per ore, che arrivano alla cima e poi scendono in un flusso veramente continuo, bellissimo. Abbiamo anche organizzato una manifestazione notturna, si chiama Monte Grappa Bike Night, anche questa è svolta di notte. Quest'anno non la facciamo perché anche questa purtroppo ha incontrato parecchia resistenza da parte di alcuni decisori politici locali, e perciò dopo parecchi tentativi abbiamo deciso di non farla più, perché appunto abbiamo queste difficoltà enormi nel riuscire a ottenere i permessi. Altre iniziative della nostra associazione, che appunto cerca di spaziare anche in altri ambiti, nel senso che abbiamo promosso una biciclettata sulla neve nell'altopiano di Asiago, nella piana di Marcesina, Monte Grappa Bike Snow, e poi abbiamo avuto anche una serie di iniziative podistiche dedicate sostanzialmente ai quartieri o ai paesi intorno a Bassano, per rivitalizzare in una serata non festiva, diciamo, zone magari meno frequentate, anche queste sulla scorta di esperienze fatte a Padova, che hanno avuto molto successo. Adesso vediamo se con l'amministrazione di Bassano riesumare anche questa.
Le novità di quest'anno, anzi non proprio una novità, nel caso del gravel noi abbiamo già fatto 3 edizioni in cima a grappa, quest'anno proporremo per il 14 settembre un'edizione di pianura dedicata alle ruote grosse, diciamo, e l'abbiamo intitolata Sui fiumi della Serenissima perché cercheremo di percorrere dei percorsi che vanno lungo i fiumi Brenta e Muson, collegati attraverso quella splendida ciclabile che stanno ancora completando, che è la Treviso-Stiglia, un'ex ferrovia che stanno adibendo a pista ciclabile, che sarà una ciclovia meravigliosa, appunto, che congiunge Treviso con Mantova sostanzialmente. Adesso non è ancora del tutto completata, comunque noi percorreremo con la nostra gravel una parte di questa ciclovia per poi risalire appunto lungo il Muson, che è il Muson dei Sassi, che è un bellissimo fiume che sfocia poi nel Brenta. La novità assoluta di quest'anno è l'organizzazione di una randonnée che sarà il 29 giugno. La randonnée è una manifestazione abbastanza particolare, di lunghissime distanze. Nel nostro caso faremo 3 percorsi, uno da 100 km, uno da 200 km e uno da 300 km, che si compone della somma fra i 200 e i 100. E questa è una novità assoluta di quest'anno per la nostra associazione, e anche questa l'abbiamo intitolata La Grande Guerra perché il percorso unisce idealmente dei luoghi sacri della Prima Guerra Mondiale, cioè degli ossari famosi, quello di Pedarobba, che è un cimitero dei francesi, quello di Asiago, poi ci sarà quello del Montello, a Nervese della Battaglia, e molti altri, naturalmente percorrendo, o meglio circumnavigando il massiccio del Grappa e l'altopiano di Asiago, insomma, oltre che il Montello, appunto, luoghi dove di fatto si è risolta la Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra. E infatti abbiamo intitolato la randonnée della Grande Guerra. Adesso qui cerco di saltare un po', ci sarebbero moltissime cose da dire. Il discorso che facevo prima sull'aspetto turistico, ecco, io punterei molto su questo aspetto qui. La piantina non è molto recente purtroppo, perché francamente non ho più aggiornato questa brochure, ma è una piantina a fonte regionale dove si vede l'intensità di presenze turistiche nel Veneto. Il Veneto sapete che è la regione con maggiore flusso turistico probabilmente del mondo, oltre che d'Italia, se tolta Parigi forse. Ecco, è una regione che ha enormi disparità però, perché a parte le aree consolidate, Dolomiti, Garda, Venezia, litorale marino, diciamo, Adriatico, il resto è un po' abbandonato più o meno a se stesso. Naturalmente fa specie che la zona di cui stiamo parlando oggi faccia parte di questa categoria, perché a parte il paese di Asiago, cioè il comune di Asiago, il resto dell'altopiano di Asiago, il Grappa e lo stesso canale di Brenta risultano relativamente poco frequentati, nonostante la presenza di Asolo, nonostante la presenza di Bassano, nonostante appunto la presenza di Asiago. E questo fa pensare, cioè noi siamo convinti che per la presenza monumentale delle ville palladiane, piuttosto che non dell'aspetto enogastronomico, piuttosto che non dell'aspetto storico, ambientale e anche proprio paesaggistico, cioè di estetica del paesaggio,
la nostra area merita molto di più. E noi ci inseriamo in questa ottica, diciamo. Noi quello che possiamo fare l'abbiamo fatto. Sinceramente speravamo di avere maggior riscontro in termini di comprensione e di incentivo da parte di alcune categorie, parlo per esempio degli esercenti, perché devo dire per esempio che la Regione Veneto stessa dal primo anno ci ha sempre supportato, cioè ha sempre steso tappeti rossi, cioè ci ha sempre aiutato, come il comune di Bassano, qualunque amministrazione fosse in voga, molti altri comuni, penso a Po e Solagna, altri invece molto meno, e questo si percuote in una enorme difficoltà anche organizzativa, perché voi adesso vedete 3 persone, ma la nostra macchina organizzativa è composta da centinaia di volontari, chi più chi meno impegnati, ma per esempio il nucleo trainante noi ci vediamo tutto l'anno almeno una volta a settimana, perché è una macchina estremamente complessa e diversamente da Sella Ronda e Stelvio Bike, che sono le iniziative sorelle a noi, esse sono organizzate da enti pubblici, cioè dall'ente del turismo nel caso del Sella Ronda e dell'ente parco dello Stelvio nel caso appunto dello Stelvio. Naturalmente loro hanno molti meno problemi dal punto di vista delle autorizzazioni rispetto a noi, perché noi risultiamo presso molti enti e devo dire soprattutto verso il funzionariato come degli corpi estranei, come dei rompiscatole. Dopo 11 anni noi speravamo che queste resistenze potessero essere superate, ma purtroppo vedo che è molto difficile superarle. E io credo che il bene superiore dovrebbe avere la meglio su, come dire, ubi maior minor cessat. Io non intendo dire che gli interessi dei piccoli malgari o esercenti debbano essere calpestati da interessi superiori, però ripeto, sono convinto che la buona riuscita e l'esercizio di queste manifestazioni possano portare i maggiori benefici proprio a loro, visto che noi per esempio non incassiamo nulla, cioè noi facciamo tutto questo a titolo totalmente volontaristico, perché non c'è un'iscrizione, non c'è un costo, non c'è un ritorno economico, insomma. E purtroppo noi abbiamo ancora queste resistenze, insomma, e ripeto, purtroppo ci scontriamo ogni anno e questo ci sta molto affaticando, insomma. E perciò io vorrei usare questo tipo di conferenza stampa anche proprio per chiedere aiuto a tutti, nel senso che tutti dovrebbero capire che se un ciclista australiano, piuttosto che un ciclista turco, piuttosto che un ciclista spagnolo viene qui, questo porta a valore, ripeto, non solo valore economico ma anche valore umano, valore culturale. E la crescita di un territorio è fatta di queste cose, non è fatta solo di soldi, che pure non mancano, nel senso che avere una platea di miliardi di persone è certamente auspicabile per qualunque attività imprenditoriale, piuttosto che avere una platea di qualche migliaia. Noi nel nostro piccolo tentiamo di aprire questa finestra al mondo, insomma, e devo dire che nelle 11 edizioni noi abbiamo valutato con conteggi anche abbastanza precisi che abbiamo portato su più di 80.000 ciclisti nella giornata stessa, senza parlare naturalmente dell'indotto. Naturalmente dico 80.000 perché negli anni dove il clima è buono
portiamo su più di 10.000 persone. Negli anni dove abbiamo avuto anche anni con clima veramente negativo ne abbiamo portati su 1.000, ma portare su 1.000 persone in una cima alta quasi 2.000 metri con pioggia, vento e grandine, vi assicuro che è un successo strabiliante. E la cosa che inorgoglisce tutti noi è il fatto che una fortissima presenza, noi non abbiamo dati precisi dal punto di vista statistico, però abbiamo estrapolato, e qui vediamo la slide successiva, adesso purtroppo io non riesco a leggere, leggo da qua, questi sono dati dell'anno scorso, perciò che non tengono conto dell'ultima edizione che è stata forse l'edizione record, anche perché trascinata dall'affiancamento della tappa col doppio passaggio sul grappa. E noi attraverso solo le iscrizioni al Pasta Party, che sono gli unici dati che noi abbiamo a disposizione, abbiamo estrapolato 16 regioni italiane e 15 paesi nel mondo presenti, ripeto, solo per l'iscrizione al Pasta Party. Il Pasta Party mediamente coinvolge l'8%, il 7% delle presenze, tanto per darvi questo quadro, insomma. E chiunque abbia pedalato in quelle strade nei giorni di nostra manifestazione sente parlare veramente tutte le lingue, insomma. Questo è il nostro orgoglio, insomma, e devo dire che è da queste cose che noi traiamo l'energia per andare avanti, insomma. Ecco, io direi che sì, abbiamo molto seguito anche dal punto di vista mediatico in tutti i social, le riviste, le più importanti riviste italiane del settore si sono occupate di noi, abbiamo fatto moltissime presenze televisive in molte trasmissioni appunto specifiche per il ciclismo, e abbiamo dei testimonial d'eccezione, perciò molti ciclisti e professionisti ex e ancora attivi. Mi fa piacere citare anche il colonnello Carlo Calcagni, che è un esempio, è un nostro ormai amico più che testimonial, diciamo, che verrà anche quest'anno, e lui è venuto penso nelle ultime 5-6 edizioni sempre, che è un personaggio di cui adesso non sto qui a raccontare tutto perché meriterebbe una conferenza stampa solo per lui, ma comunque è un ex ufficiale dell'esercito italiano, anzi un ufficiale tuttora dell'esercito italiano, che ha subito gravi, come dire, menomazioni di salute a causa di un'intossicazione da metalli pesanti e dall'uranio impoverito durante la guerra in Bosnia, e lui ha conseguito gravissime infermità, però da ex atleta qual era ha deciso di reagire alle malattie, e grazie proprio allo sport della bicicletta lui riesce a sopravvivere e addirittura a correre nelle attività paralimpiche sia di bicicletta che di atletica leggera, e raggiunge risultati incredibili, e mi ha mandato ieri tra l'altro un post su WhatsApp dove mi ha detto che in un meeting di atletica paralimpica ha appena battuto un record mondiale sui 400 metri di atletica. Lui sarà presente ed è colui che attraverso il suo triciclo, perché lui non può pedalare su due ruote, ma perché è afflitto anche da Parkinson e da problemi di quel tipo, ogni anno pretende di trasportare la corona dall'oro che avete visto nel filmato. Noi ogni anno deponiamo al Monumento ai Caduti, e lui pretende di portarla su in bicicletta, perciò se la carica nel suo triciclo, e fra un tripudio generale di coloro che gli pedalano a fianco, io posso essere testimone perché ogni anno ho pedalato a fianco di lui, trasporta questa corona con il suo triciclo che pesa 25 kg, e vi assicuro che fare la salita al grappa con un mezzo che pesa 25 kg non è da tutti.
e poi deponiamo questa corona. È lui che ha vissuto la guerra e l'ha subita anche gravemente, diciamo che porta un momento particolarmente significativo ed emozionante. Io solo a raccontarlo mi emoziono adesso, e non vedo l'ora sabato prossimo di portare sugli scalini del Tempio Orsa, del monumento ai caduti di Cimagrappa, quella corona, e inginocchiarmi di fronte a loro. Passo la parola a Walter. Grazie Giovanni. Ecco, magari 2 testimonianze anche da parte di Walter e Arianna, giusto per concludere, e poi magari io faccio una breve conclusione proprio per finire questo racconto. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Walter Battaglia e sono uno dei fondatori assieme a Arianna e Giovanni del Montegrappa Bike Day, che è una manifestazione che vi ha illustrato molto bene Giovanni, che ha tutta una sua storia, ma è una manifestazione, diciamo, di un giorno. Poi abbiamo, come ha spiegato bene Giovanni, aggiunto altre iniziative e altre ne aggiungeremo. Io volevo parlarvi di un'altra iniziativa che riguarda sempre il Grappa, e a cui, diciamo, collaboro da sempre, che nasce addirittura prima del Montegrappa Bike Day, che è il brevetto del Grappa. Voi dovete sapere che il Grappa, che è un territorio molto vasto, il massiccio, ed è una specie di, diciamo così, di poligono, no? Che si estende da nord-est verso sud-ovest, tra le montagne, diciamo, quelle che stanno, le montagne vere, diciamo, le Dolomiti e la pianura, è divisa, diciamo così, è delimitata, questo poligono è delimitato a ovest dalla valle del Brenta, a nord c'è tutta la valle Feltrina, a est c'è il Piave e davanti abbiamo la pianura vicentina e trevigiana. Quindi è un massiccio enorme che non ha una sola strada asfaltata per salire in cima, e questo è un unicum, ne ha bensì 10. Ha 10 strade asfaltate che salgono proprio nella vetta del Grappa. Allora, a suo tempo, un signore che si chiama Ferruccio Lunardon ha pensato di dire, visto che ci sono tanti appassionati di ciclismo nel Vicentino, nel Trevigiano, perché appunto la cosa nasce là, e facciamo un brevetto, nel senso di dire, chi riesce a fare tutte le 10 salite all'arco di una stagione viene brevettato con una specie di, diciamo così, di taccuino in cui si mettono i timbri alla partenza e all'arrivo a Cimagrappa, e viene denominato brevetto del Grappa. Insomma, uno diventa brevettato, quello che è riuscito a fare tutte le 10 salite. 10 salite sono tanta cose, tanta roba, diciamo così, no? Perché al di là di quelle che si fanno, per esempio col Montegrappa Bike Day, che di solito si fa o la Giardino o la Cadorna, sapete che prendono il nome, noi le chiamiamo Giardino e Cadorna, anche se hanno il loro nome, strada provinciale 148, ma noi le chiamiamo così perché sono dai generali che le hanno costruite durante la Grande Guerra. Ci sono appunto 10 salite, che ce ne sono allora una verso ovest, 2 a nord, una verso est e le altre sono nel fronte sud, e sono tutte salite molto impegnative, alcune molto più impegnative della Cadorna e della Giardino, insomma, che sono quelle che di solito con il Montegrappa Bike Day si frequentano. Per esempio, vi faccio un nome, la salita degli Alpini o la salita diciamo del Salto della Capra correttamente, e sono salite che non hanno nulla da invidiare al Mortirolo o alla Zoccolà, per capirci, insomma, sono salite che non si fanno così improvvisandole, salite di 20 km con pendenze che superano il 20%, quindi sono cose molto impegnative. Però ci sono appassionati ciclisti che ci tengono e le fanno. Questo per dire che è un ulteriore, ricollegandoci al discorso che faceva Giovanni, un ulteriore veicolo importante, perché questa manifestazione si allunga durante tutto il corso, quasi, insomma, tolto il periodo invernale, si allunga durante tutta la stagione, diciamo, primaverile, estiva e anche autunnale. Quindi è un ulteriore veicolo per scoprire il Grappa, il suo territorio,
e portare turismo, perché noi siamo convintissimi di questo da sempre, che il turismo sul Grappa, visto che non ci sono città, non c'è un turismo stabile, diciamo così, questo è il sistema migliore, più efficace, pulito, per portare turismo, diciamo così, positivo, tra virgolette, no, in Grappa. E quindi questa manifestazione non si contrappone tutt'altro al Monte Grappa by Day, ma si affianca e viaggia insieme proprio per promuovere il massiccio del Grappa, insomma, ecco. Questo volevo dire. Grazie Walter. Arianna, vuoi dirci tu qualche impressione? Sì, buongiorno a tutti, sono Arianna Bordignon, sono la quota rosa del gruppo e siamo partiti 11 anni fa con un po' che difficoltà, anzi penso il primo anno è stato il più bello di tutti, però anche il più impegnativo. Abbiamo portato avanti questo progetto con enormi difficoltà, anche se grazie alla Regione Veneto e ai comuni del territorio hanno sempre creduto in noi. Siamo un gruppo di amici che crediamo in questo territorio e abbiamo visto comunque i numeri che abbiamo portato nel territorio. Questi eventi sono eventi importanti che si stanno comunque creando, hanno una certa importanza sia a livello nazionale e anche internazionale, perché io gestendo i social e il sito vedo che ho continuamente richieste, anche stamattina mi hanno chiamato degli inglesi che volevano conoscere sia il brevetto del Grappa che il Monte del Grappa Bike Day e chiedono continuamente informazioni su come è gestita la giornata, su come si può partecipare. I nostri eventi sono tutti gratuiti, a parte i nuovi 2 eventi, il Gravel e la Randonnée, e sono fatti da volontari, perché abbiamo centinaia di persone amiche, perché generalmente ci affidiamo degli amici che credono in noi e portano avanti il nostro progetto, perché comunque impegnano più giornate a mettere in piedi questo tipo di eventi. E ringraziamo anche la Protezione Civile e i radioamatori ARI Monte Grappa, che creano una rete su tutto il territorio del Monte Grappa, perché purtroppo non dispone ancora di una rete telefonica, cioè non ha linea, non c'è campo, e l'abbiamo provato sulla nostra pelle un po' di anni fa, dove abbiamo avuto un'emergenza che purtroppo è mancato anche un signore, Claudio Sacconi, e in quel momento siamo riusciti a intervenire in pochissimi minuti, e questo grazie ai radioamatori che hanno fatto ponte e sono riusciti a far intervenire i soccorsi in tempi celeri. Abbiamo un piano sanitario ben definito, grazie alla Croce Verde di Montebelluna, che dispone di più autoambulanze, e quindi il soccorso è garantito in qualsiasi momento della giornata. Niente, la partenza sarà da Bassano del Grappa, di fronte all'ossario, e niente, poi si sale su per la Cadorna e niente, si arriva a Cima Grappa e poi si scende per Sommonzo del Grappa. Ringrazio Rezzo per la cognita. Grazie Arianna. Allora io concludo, anzi ne ho anche approfittato perché è stato veramente interessante questo racconto. Io sono convinto che sia molto interessante per poi tutti i cittadini veneti, italiani, ma chi vorrà seguire un po' questa storia. Allora, la prima cosa, io faccio un grande augurio, ma anche un grande ringraziamento per tutto il lavoro che avete fatto in questi 11 anni. Io penso, da quello anche che avete detto, e tra l'altro è stato anche molto interessante capire anche un po' i punti critici, gli aspetti critici, perché io penso che dopo 10 anni una manifestazione di questo tipo, che è unica nella nostra regione, non c'è una montagna della nostra regione, in questo caso una montagna sacra, il Grappa, che un giorno all'altro viene chiusa alle auto e 10.000 persone almeno salgono per godersi questo tipo di attività. Ecco, per cui
io penso che la Regione, che ha sempre sostenuto la manifestazione, debba fare un salto di livello anche attraverso magari coordinandosi con gli enti locali o creando comunque un'organizzazione che sia simile a quelle di cui prima Giovanni ci parlava, perché per fare un salto di livello c'è bisogno di sfruttare questo grandissimo lavoro e questa attività di centinaia di volontari che sia strutturata in qualcosa invece che possa fare veramente un salto di livello. Per fare questo salto di livello io penso che serva anche un passaggio culturale che i nostri amici del nord ci insegnano, perché non dobbiamo ragionare a campanili. I ciclisti che vengono sabato, ma poi questi ciclisti non vengono da soli, alcuni vengono da soli, ma alcuni vengono con la famiglia, vengono col camper, riempiono i bed and breakfast, riempiono gli alberghi, riempiono i pochi campeggi che abbiamo nella nostra pedemontana del Grappa, per cui riempiono un intero territorio, ma poi divertendosi e vedendo il nostro territorio viene voglia di tornare e poi magari farle tutte e 10 le salite, non solo quella proposta da domenica. Per cui su questo noi dobbiamo fare un salto culturale e dire togliamo la logica dei campanili, ma guardiamo il nostro territorio senza confini e pensiamo che è un territorio che va dai 7 comuni alla Val Brenta e alla Val Sugana, e sappiamo le difficoltà che ci sono state in Val Sugana per il cicloturismo, con 1 anno e mezzo di stop della ciclovia. Pensiamo al Grappa, pensiamo a tutta la pedemontana, le colline dal Brenta al Piave. È un territorio che può offrire un'attrattività e che deve fare un salto di livello anche turistico, per cui partendo da un'esperienza che chiama un turismo sportivo, poi arriva a tutti gli altri livelli di turismo, il turismo storico, il turismo esperienziale, il turismo enogastronomico, e questa è la sfida. E il Monte Grappa by Day è un'occasione ghiotta da sfruttare nel miglior dei modi per creare poi un indotto che da sabato possa durare invece 365 giorni all'anno. Ecco. Concludo invitando tutti e tutte, ma veramente, anche perché adesso con le bici a pedalata assistita è anche più accessibile, perché quando uno deve pedalare per 1 ora e mezza i più forti, anche sotto 1 ora e mezza i più forti, o 2 ore, 2 ore e mezza, fino a 6 ore i meno allenati o i più tranquilli, adesso con una bici a pedalata assistita si può tranquillamente, con un minimo di allenamento, arrivare su facendo le soste e i ristori e godersi questa manifestazione meravigliosa, in salita, senza auto che ci fanno respirare insomma l'aria, ma soprattutto in discesa, perché io vi assicuro, e sono una persona che l'ha provata, la gioia, la libertà che si prova a scendere su queste strade senza auto. Per cui faccio veramente un augurio di ottima adesione, di ottima manifestazione. Ringrazio tantissimo per la testimonianza, ma soprattutto per il lavoro di questi anni, e concludo veramente con un invito a tutti e tutte a partecipare. Ci saranno persone di tutti i tipi. Se posso concludere ricordando, è stato ricordato il colonnello, io volevo ricordare una persona, veramente un atleta, un equilibrista eccezionale che ha fatto diverse edizioni, Simone Temperato, il Magico Tempe, che tra l'altro ho invitato anche qua in Consiglio regionale per raccontare un po' il libro, per cui a breve lo avremo, sono convinto. E ricordo l'edizione che ha fatto il Monte Grappa by Day, io testimone perché l'ho fotografato, l'ha fatto seduto sul manubrio, perché lui va via sempre impennato con una ruota senza manubrio, senza forcella. Quell'anno l'ha fatto seduto sul manubrio, pedalando all'indietro, per cui non poteva neanche, ed è arrivato fino in cima senza mai scendere. Per cui ecco, cose di questo tipo sono, diciamo, la normalità del Monte Grappa by Day. Grazie ancora e ci vediamo sabato tutti insieme.